Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Antonino, buonasera, a te la linea. Di nuovo buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom, io sono sempre Antonino Danna, Lorenzo Viviani ha ripreso il suo cammino. Questa è la puntata numero 1194 di questo venerdì 15 maggio dell'anno del Signore 2026. Avete appena ascoltato il nostro disco start con i Tramps, Disco Inferno del 1976, che poi uno ci pensa, sono passati 50 anni, ma sto pezzo all'anima se ne ha ancora tiro, ha un tiro infinito. Quando sei un classico non hai più bisogno del tempo. Andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie. Intanto 0292947222 il telefono è aperto, 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia sì. Tra l'altro l'ottima Natalia mi aveva girato prima un messaggio: buonasera, si può chiedere al senatore Centinaio di creare da parte del governo una linea totale della vita del prodotto, cioè dalla nascita alla distribuzione del prodotto? È molto semplice, un elenco di tutti i prodotti, Giuseppe. Ma c'è già, cioè la filiera, il lotto, e con quello tu puoi risalire. È chiaro che è una cosa più da addetti ai lavori, anche perché che fai? Su ogni scatola allunghiamo lo spazio per indicare da dove è arrivata la carne, chi è che l'ha cresciuta, in quale allevamento è stata. Insomma, mi sembra un po' una probatio diabolica per certi versi. Andiamo a dare un'occhiatina adesso alle agenzie. L'ANSA, la tragedia alle Maldive, ricerche ferme per il maltempo, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. L'ambasciatore d'Italia è arrivato da Colombo, condizioni meteo assai brutte, ci sono forti raffiche di vento e piogge, la Procura di Roma avvia un'indagine. Ancora, un testimone, il tempo era bello, adatto a un'immersione. La visita in Cina, Trump, non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Ma non vogliamo nemmeno che la Cina invada Taiwan.
L'interruzione di gravidanza, la Corte Suprema USA proroga l'accesso alla pillola abortiva a 4 anni dall'annullamento della sentenza Roe vs. Wade, che fu la sentenza che rese legale l'aborto a livello federale in tutti gli Stati Uniti. La curiosità, Reggio Emilia il giorno dopo, Kate lascia la parola sogni, dalla ricerca di un phon alle mani sporche di creta, in retroscena della visita. Anche io stamattina ho cercato un phon dopo la rassegna stampa, però non lo ha scritto nessuno. Lo trovo ingiusto, devo dire la verità, lo trovo ingiusto. Andiamo avanti con la BBC, Trump e Xi hanno concluso i colloqui in maniera molto soddisfacente, ma non c'è alcuna conferma ufficiale di accordi, signore e signori. Ci sono state una serie di cerimonie molto coreografate, molto ben studiate, ma non ci sono stati dei passi in avanti per quanto riguarda il commercio dopo la visita che è durata 2 giorni. Andiamo a dare anche un'occhiatina a Iran International, perché la guerra prosegue, malgrado noi si sia qui a discutere della visita e delle belle parole di The Donald nei confronti di Xi Jinping, e qui c'è una notiziola. Allora, intanto la portaerei francese, la Charles de Gaulle, che è l'ammiraglia della Marina Militare francese, è arrivata in Medio Oriente, non è allo Stretto di Hormuz al momento, ma si trova, diciamo, nella regione. Questa è la comunicazione. Ha superato il canale di Suez, ha superato il Mar Rosso e in questo momento si trova a proteggere la libertà di navigazione. Non si tratta di un'azione di guerra, non si tratta di un appoggio al blocco americano, questo vogliono precisare i francesi. Poi la squadra di calcio iraniana è partita per i mondiali, però non hanno i visti per gli Stati Uniti d'America, e già che ci siamo, il coro di saluto è stato Morte all'America. Straordinario, veramente, proprio sono una teocrazia disgustosa, veramente disgustosa. Andiamo a vedere anche Trump, che ha detto che deciderà nei prossimi giorni se rimuoverà le sanzioni sulle compagnie petrolifere cinesi che si comprano il greggio iraniano, e questo quindi segnalerebbe un eventuale cambiamento nell'esportazione energetica di Teheran. Ha anche detto che secondo lui, per quanto lui dice e per quanto lui afferma, non è vero che l'Iran abbia mantenuto l'80% del suo arsenale missilistico, e che anzi l'80% dell'arsenale missilistico sia stato distrutto. A proposito di un eventuale accordo sull'uranio, ha detto che potrebbe accettare la sospensione del programma nucleare per 20 anni, questo se ci sarà un vero impegno da parte degli iraniani. Questo è quello che ha detto nel corso del volo sull'Air Force One, e questo l'ha detto ovviamente ai giornalisti. Sapete che lui, come il Papa, colloquia con i colleghi della stampa nel corso del volo di ritorno verso l'America. Abbiamo poi un inside dall'Iran che riferisce sempre Iran International: mancano medicine e aumentano i prezzi di quelle che ci sono, signore e signori. Questi sono gli effetti della teocrazia. Alcuni iraniani hanno descritto delle condizioni economiche che stanno peggiorando sempre di più, lo scrivono in messaggi mandati a Iran International. Alcuni sottolineano un forte aumento dei prezzi delle medicine e mancanza delle medicine di base. Uno dei lettori di Iran International ha scritto che era riuscito a collegarsi a internet per la prima volta in 2 mesi e ha tra l'altro trovato, e dichiara di aver trovato, che lo sciroppo Liscantin che si usa per l'epilessia
è passato da 9 milioni di rial, che sono circa 5 dollari, che sono circa 4,30 euro, a 42 milioni di rial, circa 23 dollari, che sono più o meno una ventina di euro. Ed è ancora molto difficile da trovare. Un altro messaggio dice che una scatola di vitamine B6 e B12 è arrivato a circa 6 euro, cosa che è ben al di fuori delle possibilità economiche di molti pazienti. Un farmacista, Share Coz, dice che un padre che è venuto a comprare le medicine per suo figlio non aveva abbastanza soldi e ha provato a utilizzare un voucher elettronico del governo, ma non ha potuto servirsene. Stava cercando un modo per vendere questo voucher in modo tale da poter comprare la medicina. Come fai a servirtene se da 72 giorni internet in Iran non funziona? E potete immaginare che nel momento in cui quelli registrano che c'è il voucher elettronico attivato in una farmacia, giustamente dicono: scusate, ma voi la connessione a internet per fare sti lavori dove l'avete? Dopodiché li prendono e li mandano a morte, tanto per gradire. Bene, bene si fa per dire. Questa è purtroppo la drammatica situazione di quanto sta succedendo nel Golfo, e il Fondo Monetario Internazionale dice anche che la guerra sta rallentando la crescita economica mondiale. La proiezione prima della guerra era di una crescita globale media del 3,1% del PIL, ora è stata ritoccata a 2,5% del PIL. Va pur sempre detto che comunque 2,5% implica in ogni caso crescita economica, per fortuna. C'è gente che in Italia venderebbe l'anima al diavolo pur di avere la possibilità di fare il 2,5% di PIL annuo. Le 18:29 in questo momento. Noi adesso facciamo una bella cosa, ci si ferma, pubblicità, e poi torniamo con il Qui Parlamento. Avremo con noi la gradita presenza dell'onorevole Rebecca Frassini. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Sentite Ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite Ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, e io ho il piacere di ritrovare alle 18:31 e 19 l'onorevole Rebecca Frassini. Buonasera onorevole, bentrovata. Buonasera a voi. Allora onorevole, da bullo a bello non è un gioco di parole, di che cosa si tratta? Da bullo a bello non è un gioco di parole, ma è un libro bellissimo che abbiamo presentato alla Camera mercoledì. Questo libro è stato
è stato scritto dal comandante della polizia provinciale di Bergamo, il dottor Matteo Copia, che ringrazio non solo per il lavoro meticoloso che svolge tutti i giorni a servizio della comunità, ma ha dato un regalo veramente a ciascuno di noi, cioè in questo libro è racchiuso tutto il concetto di quello che oggi si può definire bullismo e cyberbullismo, ovviamente da un punto di vista molto interessante, perché nel libro ovviamente il dottor Copia parla sia da padre di 2 figli, sia da ovviamente comandante della polizia provinciale e poi anche di persona che ha vissuto bullismo. Quindi è proprio a 360 gradi e diciamo così è un manuale a disposizione dei genitori, sia della vittima di bullismo, sia dell'autore di bullismo e anche proprio per i genitori per capire cosa fare se ci si ritrova in una situazione così delicata e così complicata. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, soprattutto quest'ultimo, che è un fenomeno, diciamo così, più nuovo, più moderno rispetto al bullismo classico, a cui siamo sempre stati abituati, cioè la figura che abbiamo un po' in mente tutti, cioè del ragazzo, della ragazza che compie dei gesti magari a scuola nei confronti di un compagno o di una compagna di classe. Il cyberbullismo è qualcosa di ancora più pericoloso, perché il cyberbullismo è H24, perché dietro ad uno schermo di un computer c'è appunto una persona che non si rende conto di quello che sta facendo, quindi che le sue azioni possono avere anche risvolti penali molto gravi, e infatti nel libro ovviamente c'è tutta una parte anche sui reati, proprio per mettere a conoscenza anche i genitori, soprattutto dei ragazzi o delle ragazze minorenni, di quello che vanno incontro anche semplicemente nell'inviare delle foto di qualche altro compagno o compagna di classe che è stata appunto presa di mira, e o la detenzione addirittura di materiale, un reato molto grave, perché se si parla ad esempio di minorenni è proprio detenzione pedopornografica. Quindi in questo libro c'è proprio, diciamo così, dà una chiave di lettura moderna, interessante, non banale, e dà degli strumenti proprio per cercare di contrastare questo fenomeno che è sempre più purtroppo dilagante. Anche perché, soprattutto nella società moderna, con i ragazzi che stanno spesso davanti a un computer, davanti ad uno smartphone, dobbiamo essere sia come istituzioni, sia come famiglie, sia come insegnanti, quindi anche tutto il mondo della scuola, pronti a dover gestire un fenomeno che è sempre più imperante e di cui ad oggi purtroppo non si ha ancora una conoscenza, soprattutto tecnologica, anche da parte dei genitori, perché ovviamente non sono nativi digitali come i figli, e quindi c'è da, diciamo così, fare una fotografia molto ampia soprattutto per i genitori, per far capire molto bene il fenomeno di cui stiamo parlando. E quindi mercoledì alla Camera abbiamo fatto questo bellissimo evento dove siamo partiti dalla presentazione di questo libro, per poi fare un panel molto interessante, perché si sono toccati appunto i temi della legalità, della giustizia, perché come vi dicevo prima c'è proprio tutta una parte legata ai reati, quindi risvolti molto importanti che spesso i genitori, ma soprattutto i figli non sanno, e quindi che cosa comporta arrecare bullismo ad un'altra persona. Poi tutta un'area psicosociale e pedagogica, c'era ad esempio la dottoressa Sara Viola, la psichiatra che tutti conosciamo, anche un'area sport e comunicazione che era il terzo punto del panel, anche qui molto interessante, perché sappiamo bene che lo sport, che infonde valori importantissimi come il gioco di squadra, come la competizione sana, come il tendere la mano, soprattutto nei giochi di squadra, per raggiungere l'obiettivo, siano assolutamente importanti. E quindi diciamo che il fil rouge che legava tutti questi temi contenuti in questa bella presentazione che abbiamo fatto era proprio quello di mettere a disposizione il più possibile strumenti e la conoscenza in un luogo importante per quanto riguarda le istituzioni, perché ovviamente essendo stato fatto alla Camera dei Deputati, quindi diciamo così il luogo deputato al dibattito, al confronto e soprattutto alla conoscenza dei temi, io credo che sia stato veramente un grande regalo che noi abbiamo dato alla società,
grazie a quest'opera meravigliosa che ha fatto il dottor Matteo Copia. E quindi da Bullo a Bello cambia solamente una lettera. Il messaggio bellissimo e potente che c'è in questo titolo è proprio questo, cioè dare l'idea a ogni ragazzo o ragazza che basta veramente poco, ma basta volerlo per cambiare e decidere del proprio futuro. E quindi con i giusti strumenti, con la giusta conoscenza, non solo si possono evitare situazioni spiacevoli, ma soprattutto anche il ragazzo o la ragazza che è a conoscenza di un fenomeno di bullismo o di cyberbullismo, in questo libro c'è come fare, insomma, per poter non solo aiutare la vittima, ma anche a far capire all'autore il gesto che ha fatto e soprattutto metterlo davanti anche alle proprie responsabilità. Ma quindi un libro che ovviamente getta in modo molto chiaro concetti importanti che riguardano la prevenzione, perché ovviamente prevenire è sempre meglio che curare, come dice ovviamente il detto, e poi però c'è anche tutta una parte su cosa fare quando si è compiuto anche questo gesto e che quindi si va proprio, purtroppo, che è la situazione più grave, anche a compiere dei reati. Io poi ovviamente nella presentazione ho fatto anche un passaggio doveroso per quanto riguarda ovviamente quello che abbiamo fatto in Parlamento, quindi sulla legge 70 del 2024, proprio in tema di bullismo e cyberbullismo, ad esempio con l'incremento importante di risorse proprio su quel fondo, proprio per dare un segnale che non solo ci si sta lavorando, ma si sta prendendo con molta serietà questo tema. Infatti l'abbiamo incrementato a 150.000 euro all'anno, questo proprio per andare a dare una mano soprattutto agli istituti scolastici per promuovere attività e iniziative per far conoscere appunto il fenomeno. Sempre in questa legge abbiamo introdotto un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individuando anche delle linee di orientamento importanti poi per il referente all'interno della scuola che dovrà appunto applicare tutto questo processo in caso venisse a conoscenza di un fenomeno di bullismo. E infine ovviamente anche una giornata che è il 20 gennaio, che è chiamata appunto la giornata del rispetto, con ovviamente conseguentemente tutte le varie iniziative che poi le scuole avranno il piacere e il dovere di organizzare, proprio perché la conoscenza è, diciamo così, la cosa più importante per quando parliamo di bullismo e cyberbullismo, perché i ragazzi e le ragazze devono conoscere il fenomeno e la portata di questo fenomeno e soprattutto i risvolti che purtroppo spesso sono molto più grandi di loro. Quindi conoscere è la speranza, insomma, per poter evitare che questi comportamenti dilaghino. Indubbiamente. Onorevole, un'ultima cosa, quali saranno i suoi prossimi impegni? Ma allora, domenica 24 ci saranno le elezioni amministrative e quindi diciamo che siamo sul territorio principalmente, soprattutto questo weekend, per dare supporto ai nostri candidati nelle liste. Io poi tra l'altro lunedì sera ho un bellissimo incontro a Sorisole dove abbiamo il nostro candidato sindaco della Lega, che attualmente appunto è sindaco, Stefano Vivi, e faremo questa serata di presentazione del programma elettorale e con tutti i candidati, ovviamente anche al Consiglio Comunale, tanti giovani anche all'interno della lista, e quindi diciamo che i prossimi giorni saranno tanto territorio, tanti gazebo, proprio per dare un sostegno concreto a tutti i nostri candidati nelle elezioni amministrative. Molto bene, allora io la ringrazio e le auguro buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi e buona serata. Buona serata, sigla. Qui Parlamento. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cercar che sola al buio si trova.
aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chissà che faccia chi son? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo. Vivo. In povertà mia lieta, caro da gran signore, riveligni d'amore per sogni e per A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, avete ascoltato l'immenso Luciano Pavarotti che gelida manina. A noi grazie a 1980 alla direzione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker. Alle 18:43 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora noi diamo voce a un tenore. Abbiamo avuto musicisti, abbiamo avuto violoncellisti, ma ci mancava un tenore. Il nostro tenore è Rino Scaturro, è una voce importante nel panorama lirico italiano. Ha da poco pubblicato un nuovo brano che si intitola Nell'immensità, lo potete trovare sui servizi di streaming, lo potete acquistare online, noi lo manderemo in onda alla fine di questa nostra chiacchierata. Abbiamo parlato piacevolissimamente con lui di lirica, seppure con una interruzione perché questo è il bello della diretta, anche se è registrata, e state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia. E allora, in questo programma, lo dico con un certo orgoglio, abbiamo avuto musicisti, abbiamo avuto violoncellisti, ci mancava il tenore. Il tenore ce l'abbiamo qui, lui è il maestro Rino Scaturro. Il maestro Scaturro è un tenore che ha cominciato a studiare canto nel 2002 col maestro Elio Battaglia e poi è stato tra l'altro un impareggiabile Don Bartolo, con questo ha vinto anche un premio. Don Bartolo tra l'altro figura che molti dovrebbero ricordarsi, è figura molto pericolosa nella storia dell'opera, no? È un personaggio molto, anche se vogliamo, sfaccettato, cupo, aggressivo, espressivo, insomma non è una cosa facile da fare. E poi si è esibito al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, il Giglio di Lucca, eventi internazionali Svizzera, Francia, Dubai, Bangkok, Giacarta e Parigi. Da ultimo si è esibito alla Pro Biennale di Milano 2026 e alla Pro Biennale di Venezia del 2026. Ha spesso duettato tra l'altro anche con Katia Ricciarelli, se permettete, che voglio dire un gigante della musica lirica, una gigantessa della musica lirica. E in particolare da ultimo è uscito con un nuovo brano. Il brano si chiama Nell'immensità, singolo disponibile in digitale sulle principali piattaforme di streaming. Un pezzo che è parole e musica di Franco Zucca, Gianni Drudi, edizioni musicali Baracca. Ecco, mi permetto di dire questo: nell'immensità, mi sono appuntato alcune parole del ritornello. Lei nell'immensità per l'eternità sarà l'amor. E qui torna proprio uno dei temi, se vogliamo, del bel canto all'italiana, però torna anche un'idea, se vogliamo, anche per certi versi pop o neopop. A me ricorda molto quelle cose che faceva e che aveva capito profondamente Luciano Pavarotti con il Pavarotti and Friends, cioè la musica lirica non è qualcosa che deve restare nei teatri, non è qualcosa di concluso, è qualcosa che si può amalgamare con la modernità, che si può amalgamare col pop,
e così via. Maestro, intanto grazie del suo tempo. Detto ciò, da dove arriva questa vena pop? Lei che comunque, voglio dire, interpreta ampiamente e bene la tradizione, appunto il Don Bartolo di cui parlavamo prima. Certo. Allora, tu sei in registrazione, tu Sì. puoi bloccare in qualsiasi Certo, momento? certo. Allora, mi dai solo un secondo solo? Sì, signore. Un secondo. Possiamo anche Eccoci qua. Allora, appunto, questo è il bello della diretta, anche se registrato. Maestro, allora, stavo dicendo, come Allora. mai questa idea di neopop? Lei che pure interpreta bene i ruoli tradizionali. Allora, guarda, fondamentalmente tutto nasce da Sanremo, nel senso che io è un po' di anni che partecipo al Festival di Sanremo in tutti gli eventi fuori Sanremo, no? Quindi Sì. tutti gli eventi collaterali. Lavoro con le radio, lavoro con le televisioni, faccio copresentazione. E quindi intervisto le persone per strada, si parla dei cantanti, si parla della musica, vengo intervistato dalle radio presenti al festival, ma già inizia da un mese e mezzo prima del festival, già si incomincia a fare interviste in diretta in radio, con radio sia italiane che estere, dove si parla appunto della musica, di questi ragazzi, come si impronta al giorno d'oggi la musica moderna, no? La musica pop. Ed è proprio in queste collaborazioni che ho avuto con cantanti di musica leggera, che mi è stato chiesto di collaborare a dei progetti. Iniziai 2 anni fa con un progetto con la Lucia Sinatra Rapisarda, Se fosse stato amore, che è stato un brano molto bello, è andato molto bene. E quest'anno invece con Gianni Drudi, eravamo lì in sala stampa al festival, e mi disse appunto mi piacerebbe che un brano che ho arrangiato io, scritto da Franco Zucca ma arrangiato da me, vorrei che me lo interpretassi. Me l'hanno fatto ascoltare. Che dire, l'amore per noi cantanti, per noi tenori è ciò che raccontiamo meglio, no? E quindi mi è piaciuto molto il testo, mi è piaciuto molto la melodia, e così è nato Nell'immensità. Che meraviglia. Sì. C'è quindi, diciamo così, la lirica non è qualcosa di chiuso che vive in una torre d'avorio, che non si sporca, tra virgolette, le mani con il pop, con il moderno. In realtà la lirica può fare questo ed altro, o no? Beh, guarda, abbiamo degli esempi, no? Ha iniziato Pavarotti nel 90, 93, 94, no? Con Pavarotti, Sì. con Pavarotti and Friends, ha incominciato a duettare con i cantanti di musica leggera. E abbiamo degli esempi con Bocelli, abbiamo degli esempi con altri tenori più o meno conosciuti, ma che comunque affrontano il repertorio pop lirico in modo egregio, e secondo me è un modo per avvicinare anche l'ascoltatore della musica leggera a una voce un po' più importante, un po' più impostata, a una voce che comunque si è creata grazie a uno studio di anni e quindi di sacrifici. Quello che io insegno sempre ai miei allievi, va bene cantare la musica moderna, la musica di oggi, ma comunque bisogna sempre ricordarsi che lo studio è alla base di tutto, nel canto, nella recitazione, nel ballo, quindi la classica è ciò che dà come dire, le fondamenta per poter affrontare un percorso lungo e non una cosa che inizia e che finisce a breve termine.
Maestro, me la spiega una cosa, ma perché in Italia gli italiani sono così ignoranti in tema di opera, musica classica, musica lirica, melodramma? Perché se, vede, noi stiamo parlando, ma se fossimo in Germania probabilmente troveremmo altre 10 persone che farebbero la fila pur di dire la loro in questa conversazione. Invece in Italia si pensa che in fondo un cantante lirico sia uno ben vestito, col tight, o con, o con lo smoking, secondo l'occasione, che canta delle arie apparentemente incomprensibili, quando invece addirittura fino a nemmeno 30-40 anni fa la lirica stessa era fonte persino di modi di dire molto popolari. Vendetta, tremenda vendetta, non glielo devo spiegare io chi è che lo dice. Assolutamente. Lo dica lei ai nostri ascoltatori. Vendetta, tremenda vendetta, chi è? Rigoletto, no? Quindi parliamo una delle opere più belle di Giuseppe Verdi, quindi siamo nel verismo, siamo... allora, guarda, semplicemente secondo me il discorso si racchiude in due cose fondamentali. Noi in Italia abbiamo la fortuna di essere tutti molto portati alla musica, tutti molto portati al canto. E il canto, purtroppo, a differenza della musica, quindi dello strumento, è uno strumento che abbiamo incorporato e che quindi molto facilmente lo si può utilizzare, anche in malo modo, naturalmente. E siccome l'italiano è un artista innato, ma fondamentalmente non è amante dello studio, il fattore di avere questo strumento che comunque bene o male lo possiamo utilizzare facilmente ci illude che noi senza studio possiamo fare grandi cose. Poi ci si sbatte il naso e ci si accorge che se non si studia comunque poi la strada è breve, perché ad un certo punto le difficoltà saranno troppo grandi per poterle continuare ad affrontare. All'estero hanno, diciamo, un modo di approcciare la musica in modo differente, quindi sia a livello personale sia a livello di studio, perché comunque già in età iniziale, quindi quando si è piccoli, già la scuola o comunque i genitori cercano di dare un'educazione musicale ai ragazzi. E quindi crescendo, che è quello che ho fatto io con mio figlio, e mio figlio ha fatto le medie con indirizzo musicale e pianoforte, liceo musicale, e quindi poi se vorrà fare il conservatorio continua, se vuole cambiare cambia, ma comunque almeno ha una conoscenza, no, della musica. Suona il pianoforte, è molto bravo, è molto intonato, fin da piccolo intonava le canzoni che sentiva che cantava il papà, e quindi ha fatto orchestra, ha partecipato già a... Cioè, secondo me è una questione di educazione, è una questione che all'estero, siccome questo è il pane per i nostri denti, no? Invece all'estero per poter fare questo se lo devono guadagnare, noi invece ci viene dato quasi gratuitamente, no? E quindi l'opera in Italia, perché studiarla? È tutta italiana, è facile, è orecchiabile, sentiamo le arie più famose cantate dai più grandi tenori da una vita, se la vogliamo canticchiare la canticchiamo. All'estero no, all'estero per poter cantare un'aria in italiano è come se noi dobbiamo affrontare un repertorio wagneriano, no? Mica lo canti così, ti devi mettere a studiare il tedesco. E quindi non è una cosa facile. Non è una cosa semplice. Immaginiamo i tedeschi che magari devono cantare in italiano, quindi o gli americani o i francesi o quello che sia, no? Quindi, e siccome l'opera è per gran parte la più conosciuta in italiano, poi naturalmente c'è l'opera russa, c'è l'opera tedesca, l'opera francese, ma l'opera più famosa, più conosciuta nel mondo è l'opera italiana, è quella che tutti vogliono ascoltare. E non per niente noi italiani all'estero siamo molto apprezzati, perché comunque abbiamo una marcia in più rispetto agli stranieri, abbiamo quel fraseggio, quell'interpretazione, quella facilità di interpretazione data alla nostra madrelingua, no? Che ci dà una marcia in più rispetto ai cantanti stranieri.
che con tanto studio e tanta metodologia riescono comunque ad affrontare i repertori in modo eccellente, ma fanno sicuramente il doppio del sacrificio che facciamo noi. Quindi, e a volte non riescono neanche ad ottenere lo stesso risultato, perché comunque il fraseggio fatto da uno straniero non è mai come il fraseggio di un italiano. E secondo me alla fin fine è questo che noi italiani non riusciamo a capire, che abbiamo questa grande fortuna ma non la sfruttiamo. Gli altri, per poter sfruttare questa fortuna, devono lavorare molto, molto, no? Indubbiamente. Maestro, dov'è che lei si è trovato meglio a cantare? Cioè, dove ha visto che il pubblico recepiva di più la sua opera? Io sono pronto a scommettere in Cina, però magari sbaglio. Allora, in Cina non sono mai stato. Sicuramente l'Oriente è uno dei mercati che per noi cantanti ci dà più soddisfazione, perché sono amanti dell'opera lirica, si donano proprio per l'opera lirica e apprezzano tantissimo l'opera lirica cantata da italiani. Poi ho cantato in Indonesia, ho cantato in Thailandia, ho cantato a Dubai. A Dubai, ad esempio, ho riscosso tantissimo successo col maestro Ovidio del Ferrari. Sono stati dei concerti meravigliosi. È ovvio che anche lì, allora, l'opera lirica è seguita da un target di persone molto acculturate, quindi persone che conoscono l'opera, persone che prima di andare a sentire un'opera la leggono, la rileggono, cercano di andare a capire qual è la parte più bella, perché a volte noi nell'opera andiamo a sentire un'opera perché ricordiamo le arie più famose, quindi andiamo a sentire la Turandot perché c'è il Nessun Dorma, andiamo a sentire il Rigoletto perché c'è la Donna Immobile e così via. Ma alla fin fine chi veramente si appassiona all'opera e quindi va ad ascoltarla, la vede più volte, si rilegge il libretto, va a capire la storia, si accorge che le arie più belle, sì, sono le più orecchiabili, quelle che noi conosciamo, ma poi alla fine ci sono tante di quelle parti così belle, ma così belle che quando poi le scopri non riesci più ad allontanartene. Solo che naturalmente per scoprirle hai bisogno o che qualcuno ti faccia interessare all'opera lirica e quindi magari, non so, sei portato da un amico, ti appassioni, incominci, o comunque sei una persona che ama la musica classica, ama l'opera e normalmente i ragazzi di oggi, ripeto, o arrivano da famiglie che amano l'opera e la classica, se no, diciamo, in famiglie normali è molto più facile ascoltare la musica trap di oggi, no? E quindi dove tutto è semplice, tutto si racconta in modo leggero, basta un beat scaricato da internet e cantarci sopra e può diventare anche un tormentone. E quindi però torniamo al discorso di prima, torniamo al discorso di Sanremo, dove in questo momento le case discografiche investono molto su questi ragazzi che hanno tantissimi follower, portano tantissimi ascolti, fanno questa musica che piace molto, ma che alla fin fine non ha bisogno di grandi costi e quindi anche le case discografiche non hanno bisogno di investire molto, ma che poi alla fin fine hanno un percorso molto breve. Finito quel percorso c'è già un altro ragazzo dietro che prende il posto e quindi anche la Warner piuttosto che la Sony non fa dei grossi investimenti come si faceva una volta su un cantante e che quindi lo si portava avanti per tanti anni con dischi su dischi, no? O CD poi dopo. Adesso la musica è tutta online, la si scarica con un click, la si ascolta, più click ci sono, più ascolti ci sono e più siamo contenti e quindi si va un po' a cercare appunto quella musica o quel repertorio che è molto ascoltato dai giovani e che fa tanti ascolti, tanti follower, no? E purtroppo Sanremo si è spostato un po' a questo
prende. Ma come nasce un tenore? Beh, un tenore nasce, allora fondamentalmente io arrivo da una famiglia molto semplice e quindi una famiglia dove non mi hanno mai dato un'educazione musicale, ma quando si è piccoli ci si accorge di avere delle doti innate e quindi di essere molto intonati, e quindi se si ascolta un suono subito lo si riesce a ripetere, se si ascolta un motivetto subito lo si riesce a intonare. Ho registrazione di mia mamma che a 2 anni con il piccolo stereo, con la mangiacassette, si schiacciava rec e registrava quello che noi cantavamo, che erano le canzoncine delle pubblicità piuttosto che dei cartoni animati, no? Perché a 2 anni non è che ascolti altro. O delle canzoni popolari che magari intonava mia mamma e che quindi io ripetevo, no? E quindi già da lì ti accorgi di avere una predisposizione per questo. Poi crescendo l'amore per la musica, l'amore per il canto mi ha portato ad avvicinarmi alla musica lirica. Forse proprio nel periodo del Pavarotti and Friends, perché Pavarotti, poi subito dopo Bocelli, con Sanremo, col Mare Calmo della Sera, con Te partirò, ma Pavarotti aveva portato sui grandi schermi la musica lirica e quindi anche chi non andava a teatro aveva avuto la possibilità di poter ascoltare le aree più famose, quindi Nessun Dorma piuttosto che le altre. E forse è stato proprio in quel momento lì che mi sono appassionato alla lirica. E poi a breve ho cominciato poi a studiare, perché poi diciamo nel 2002 al conservatorio, ma già avevo iniziato ad affrontare lo studio del canto con dei maestri privati, poi per vedere appunto se c'erano le doti. E poi la voce da tenore è una voce che fondamentalmente si costruisce, perché tutti noi abbiamo una voce baritonale, che quindi è la via di mezzo, no? Poi c'è chi ha una voce molto profonda, molto bassa, e c'è chi ha una voce magari un po' più squillante, un po' più, con un'estensione un po' più alta. Naturalmente quelle voci lì bisogna costruirle. E quindi se hai una voce che tende ad essere molto bassa, profonda, allora inizi a lavorare, a studiare per creare quei bassi profondi in modo da poter affrontare un repertorio dove c'è necessità di avere il basso. Chi invece è perfettamente al centro lavora come baritono e quindi lavora sull'impostazione baritonale. Chi invece ha la fortuna di avere le corde vocali un pochettino più piccoline, un'estensione un pochettino più alta, allora inizia a lavorare, quindi si studia, si fanno vocalizzi tutti i giorni, si incomincia ad affrontare il repertorio bel cantistico, no? Fino poi ad arrivare alle arie d'opera più semplici, per poi e si incomincia a vedere che tipo di voce abbiamo. Poi la voce negli anni cambia, anche la voce tenorile può essere una voce leggera piuttosto che una voce lirica spinta. Quello va in base alla qualità della voce. Quindi il tenore leggero affronterà tutto ciò che è Settecento, quindi Mozart, Rossini, fino ad arrivare a Rossini, eccetera. Poi i tenori lirici pavarottiani, no? Ecco, come lo sono io, hanno tutta la parte centrale, no? Quindi è una voce già lirica, ma non diciamo di quello spessore alla del Monaco, tanto per dire, no? I grandi nomi di una volta. Quelle sono voci su cui naturalmente ci vuole una predisposizione, perché in quel caso lì ci serve non avere un'estensione altissima, ma ci serve avere uno spessore vocale molto, molto grosso. E quelle voci servono per affrontare le opere che sono state fatte per quei tenori, quindi le Aide del Monaco, no? Ecco, i Pagliacci, Cavalleria Rusticana, specialmente appunto arrivando alle ultime opere fatte adesso, no? Poi nel Novecento. Quindi già Puccini, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, passava da un repertorio, no? Un po' più leggero ad arrivare a un repertorio
più lirico, e fino poi appunto arrivare al 30, al 40 con Mascagni, no? A questo repertorio per tenore lirico spinto. E nulla, alla fine è tutta una questione di studio, tecnica, saper sfruttare perfettamente le nostre cavità che abbiamo, le nostre risonanze, e quindi la prima cosa, imparare la respirazione, quindi per poter avere un volume importante, per poter avere una quantità di voce che nelle nostre risonanze acquisti queste armonie, così abbiamo bisogno di avere un supporto che sia degno di tutto questo, no? E quindi la prima cosa che si fa è imparare a utilizzare il diaframma, quindi respirare in modo diaframmatico, imparare a mantenere la gola libera e quindi cercare di non utilizzare la laringe, perché quello ci vincola e quindi ci fa stancare, no? La si utilizza in alcune posizioni, purtroppo chi non ha la tecnica la utilizza molto e quindi perde facilmente la voce, perché poi la laringe si stanca facilmente, non è supportata dal diaframma normalmente, mentre invece al contrario, se hai una buona tecnica, un buono studio, la laringe la utilizzi il meno possibile, tranne in alcune parti dove bisogna per forza utilizzarla, ma poi lasci uscire il suono, lo fai risuonare nelle cavità che noi abbiamo sopra il palato e negli zigomi, e questo suono così armonizzato esce e passa l'orchestra e inonda il teatro come e la magia si compie. E la magia si compie, ecco. E quindi naturalmente è facile parlarne in 10 minuti, ma parliamo di 10, 20, 30 anni. Poi non si smette mai di studiare, tu lo sai, un cantante lirico, ma un qualsiasi artista, che sia un violinista, che sia un pianista, che sia... Non c'è la possibilità di smettere di studiare, no? È uno studio continuo fino alla fine, è così. Mi viene in mente una famosa espressione dai Pagliacci di Leoncavallo. Sì. Ridi pagliaccio, ma il tuo cuore non ride. La lirica per un cantante rischia di diventare praticamente quasi un lavoro impiegatizio. Allora, se il cuore non ride, che senso ha cantare? Soprattutto, che disposizione d'animo ci vuole per poter cantare? Allora, purtroppo il canto non mente, nel senso che quando un artista canta normalmente trasmette tutto quello che ha dentro, e quindi se ha paura, se ha timore, se ha dei problemi, lo si sente subito nella sua voce. Se una persona invece è positiva, se è una persona che si fa emozionare, una persona che si emoziona e quindi riesce ad arrivare al pubblico, riesce ad arrivare all'ascoltatore, se sei una persona sicura e quindi sul palco riesci a mantenere questa sicurezza, a non farti trasportare, no, dalle emozioni che ti dà la musica piuttosto che dalle emozioni che ti danno alcune parti difficili da affrontare, riesci ad avere un approccio col pubblico differente. E quindi purtroppo difficilmente si bleffa cantando, no? Ma come difficilmente si bleffa suonando. Quando senti veramente il bravo cantante, il bravo musicista, è perché è riuscito ad ottenere quel tot di cose, no? Che vanno a comporre la magia di cui parlavamo prima. Difficilmente si bleffa anche nelle interviste alla radio, perché lei ha gli occhi che le brillano mentre parla di tutto questo. Quindi mi sto fidando ampiamente di quello che dice. Qual è il personaggio lirico che più le è caro e perché? Soprattutto la lirica a lei che cosa ha dato? A livello, lasciamo stare il lato professionale, come uomo. Beh, la lirica come uomo mi ha dato la possibilità di tirar fuori quello che avevo dentro, perché
spesso gli artisti sono persone che introverse, timide, che hanno tanto da dire, ma poi alla fine non riescono ad esprimerlo, no? Il fattore di studiare uno strumento piuttosto che di cantare, eccetera, aiuta tante volte a tirar fuori quello che si ha dentro e a trasmetterlo agli altri quando magari in altre situazioni non lo si riuscirebbe a fare. Quindi ti dà sicurezza, ti dà autostima. E per me il canto lirico è stato un modo per entrare a contatto col pubblico, perché poi noi amiamo quando ti senti sicuro e non hai paura di affrontare il pubblico, e quindi non hai paura di salire sul palco, comunque di farti ascoltare. Ecco lì riesci veramente ad arrivare alle persone, e il vero artista è quello che si dona completamente. Il pubblico, l'artista generoso, quindi l'artista che dona se stesso, lo sente, lo apprezza, diventa ancora più caloroso nei suoi confronti, e quindi diventa poi una cosa che man mano si amplia sempre di più, no? Perché tu dai sempre di più, il pubblico ti dà sempre di più, e quindi si arriva. Ho affrontato tanti ruoli, uno dei ruoli forse a cui sono più affezionati, ma perché amo Puccini fondamentalmente, poi io sono più un tenore verdiano, ma amo così tanto Puccini, ho studiato al Gran Teatro Puccini nel 2009, quindi parliamo di un po' di anni fa, ho affrontato il repertorio pucciniano, Bohème e quindi Rodolfo forse è uno dei ruoli a cui sono più appassionato. Ruolo molto difficile, ruolo molto intenso, ruolo dove bisogna avere una vocalità, un'estensione, una vocalità piena, ruolo che sto riprendendo adesso dopo tanti anni, perché è un ruolo dove hai bisogno di una maturazione vocale non indifferente. E quindi Puccini è facile da cantare, tutti pensano che sia facile cantare Puccini perché non ti richiede questi acuti, no? E quindi tranne appunto il do della Chegerida Manina, no? E quindi, ma poi alla fine bravissimo, cercar che giova, quindi però fondamentalmente le arie di Puccini, le arie di Puccini, ma comunque le opere di Puccini tendono sempre ad essere sul La, Si bemolle, il Si naturale nel Nessun Dorma, quindi il Do della Chegerida Manina è già una cosa in più che è stata fatta, ma normalmente viene fatto studiare dai ragazzi proprio perché non ha questa estensione vocale così impegnativa. Ma una cosa è studiarla e diciamo utilizzarla come repertorio di studio, poi una cosa è doverla affrontare in teatro. Certo. Quindi c'è bisogno poi di questa maturazione, no? Quindi la voce con gli anni diventa più importante, e quindi riesci ad avere appunto gli acuti, ma anche sostenuta da un corpo sostanzioso, e ti dà la possibilità di accontentare i melomani che in teatro non aspettano altro che di sentire il cantante di turno che magari ha qualche piccola difficoltà per poterlo massacrare, diciamo, nel buon senso della parola. Sono le regole del gioco. Senta, sono purtroppo... Io ancora 3 minuti, le volevo chiedere questo. Sì. Nell'immensità, che cosa si aspetta da questo brano e che cosa farà domani? Allora, nell'immensità è un brano che secondo me andrà molto bene, perché abbiamo già visto, adesso è una settimana, è dal 7 di maggio che è su tutti i canali, e sta già facendo dei bellissimi ascolti, è secondo me un punto di partenza con cui ho fatto appunto con Gianni Drudi e con la sua casa discografica. Stiamo già lavorando sul pezzo dopo, è sempre uno stilico lirico pop, no? Quindi alla Bocelli, no? Piuttosto che cosa faremo domani? Beh, il progetto è presentarlo a Sanremo e quindi
si spera di poterci ripresentare a Sanremo con qualcosa di bello e particolare, come poteva essere il Mare Calmo della sera di Bocelli nel 92, mi sembra, no? Certo. Sarebbe bello poter ridare a Sanremo un qualcosa di importante. È ovvio che le difficoltà sono tante in questo momento storico, ma noi teniamo duro e quindi abbiamo dei progetti importanti che secondo me ci porteranno. Poi naturalmente io continuo a mantenere la mia attività concertistica, quindi la mia attività lirica, quindi quella è una cosa in più, è una cosa che mi dà la possibilità di avere un contatto diretto con il pubblico. Allora, intanto in bocca al lupo per Nell'immensità, che manderemo in onda al termine di questa nostra conversazione. Ci vuole accennare qualcosa brevemente? Ma sull'immensità? Sì, perché no? Ragazzo, cosa vuoi che ti racconto? Cosa vuoi che ti faccia la strofa? Andiamo col ritornello. Ascoltami, ho la testa così piena di notizie che ti ho dato che ma sai che ho un lapsus? E allora ci penserà la registrazione. Ci faccia un Rodolfo. Ecco. Che gelida manina se la lasci riscaldare, cercare che giorno al buio non si trova. Maestro, io sono solo, ma vorrei valere per 100.000 con questo applauso. No. Grazie. Dai, Grazie a voi. Grazie a voi di tutto, è stato un piacere stare con voi e passare questo breve ma intenso momento. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Solo la sua voce vorrei riascoltare una volta sola ancora. Poi cosa resterà dell'amore suo, dell'amore mio? Se il tempo passa e se ne va, cosa resterà di noi? Lei nell'immensità per l'eternità amerai. Lei nell'immensità per l'eternità sarà l'amore, sarà l'amore. Vagano fra nebbie blu desideri che in fondo solo lei mi accende. Volano i sogni miei, forse un giorno avrò da questo amore va all'infiore. Se mi sorriderà e mi ridarà la serenità,
leggero palpito nell'anima, quell'oscurità presto svanirà in me. Lei nell'immensità per l'eternità amerai, amerai. Lei nell'immensità per l'eternità sarà l'amor, sarà lei nell'immensità per l'eternità sarà l'amor, sarà l'amor, sarà A te la linea, Antonino. Grazie Natalia. E che cosa deve dire a un cantante così, a Rino Scaturro, veramente? Gran pezzo, gran voce, grandi idee, alle 19:24 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà, qui alla puntata numero 1194 di Chilometro Zoom. Adesso noi andiamo a concludere la nostra trasmissione. Tocca ad Ale Musella, che ci racconta da Dubai lo stato dell'arte, e poi ci salutiamo. A proposito, no, ecco, prima ancora, implacabile come sempre, il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Brava Natalia che me l'hai ricordato, vai pure. Trump ha chiuso tutti i ponti nei confronti dell'Ucraina, cancellato il sostegno economico, ha messo l'embargo anche sulla fornitura di armi. Anche il precedente presidente USA, Joe Biden, aveva condizionato l'uso delle armi americane da parte degli ucraini perché temeva l'allargamento del conflitto. Trump invece vuole molto più semplicemente che gli ucraini perdano la guerra con la Russia. Ma in questo modo Trump ha liberato dai vincoli che aveva Kiev e che quindi adesso può colpire con i suoi droni in legno, ma che portano 50 kg di esplosivo, fin dove i droni stessi possono tecnicamente arrivare nel territorio russo. Kiev, ad esempio, ha colpito un grattacielo vicino alla Piazza Rossa di Mosca, ha mandato in fiamme raffinerie, ha distrutto dei porti russi. La sorveglianza via satellite, che un tempo era una fornitura esclusiva degli Stati Uniti, oggi la offre all'Ucraina anche la Francia. Paradossalmente, quindi, senza l'aiuto degli USA, l'Ucraina è diventata molto più pericolosa per Mosca. Tant'è che nell'ultimo mese l'esercito russo ha perso il controllo di 116 chilometri quadrati di territorio occupato. Insomma, a Trump non gliene va bene una. Grazie come sempre all'immenso Pierluigi Magnaschi. Adesso la nostra chiacchierata con Ale Musella, come ogni venerdì, in tema di arte in quel di Dubai, e poi ci saluteremo con Boney M. Ma Baker del 1978. Io vi ringrazio come sempre del vostro tempo. Domani non ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Scimia, ma ci sarò io alle 8 e poi alle 9:30 come sempre liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, a seguire il garage dell'Alfista.
Grazie a tutti e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora, come ogni venerdì, è tornato a trovarci l'immenso Ale Musella direttamente da Dubai. Ciao Ale, come va la vita? Molto molto bene. Bene, sono molto contento per te. Senti, so che sei di ritorno da Art Dubai, che cos'è? Allora, a Dubai normalmente, vabbè, è la fiera più importante che c'è dell'arte qui, doveva essere fatta ad aprile, ma per ovvie ragioni legate al discorso dell'Iran è stata spostata. Per cui è un pochino più sottotono, però devo dire che è meglio, perché piuttosto che avere le cose grandi e fatte male, anche perché come ti ho detto, come ho visto in Qatar, Doha, come ho visto anche a Abu Dhabi, quando tu vedi qualcosa sui social pensi di trovarti di fronte a un certo tipo di livello, poi dopo quando vai sul campo non è esattamente così. Almeno per il Qatar te l'ho detto, cioè proprio sono rimasto abbastanza deluso. Mentre invece per Abu Dhabi sì, pensavo di più. Questa volta qua a Dubai la salvo perché comunque la location è ottima. Anzi, se qualcuno vuole andare a vedere, ho fatto un video e un po' di foto sul profilo Ale Musella su Instagram, scusami, su Facebook, in modo tale che possano rendersi conto con le foto e con i video di quello di cui sto parlando. Il problema qua è che ci sono l'80% sono le gallerie che sono qua. Per cui ho visto cose che ho già visto per i rimanenti 3 mesi che erano qui, cioè gli ultimi 3 mesi che mi sono fatto il giro delle varie gallerie. Oggi in galleria, oggi in fiera ho visto esattamente le stesse cose. Per cui c'è anche poco senso, soprattutto in un momento in cui difficilmente vengono da fuori, ma vai a lavorare su quelli che sono qui. Se uno è un appassionato d'arte, e poi dopo qui parliamo anche di un'altra cosa, probabilmente le cose che ha visto, le offerte che hai, le ha già viste, per cui perché dovrebbe venire in fiera? Certo. Ora, in questo spazio qua che è vicino al Burj Khalifa, anzi scusatemi, al Burj Al Arab, quello che adesso è stato chiuso, 7 stelle, la location si arriva molto facilmente, il parcheggio è facile, gli spazi sono belli, soprattutto quelli comuni, anzi sono quasi più grandi quelli comuni di quelli espositivi, e questo ti dà l'idea di come vengono organizzate le cose, nel senso che è un motivo questa volta anche di ritrovo, no? Dare un motivo in più per la gente per spostarsi, per muoversi. L'ingresso, intanto tutte le fiere aprono alle 2 del pomeriggio, che la mattina per loro è tabù, mentre invece normalmente con i ritmi che ci sono, io per esempio mi arrabbio sempre perché quando io sono operativo dalle 7, faccio le mie cose, rispondo alle mie mail perché lavorando anche con dei fusi orari differenti, faccio un check, dedico un'ora e mezza a me stesso tra la piscina e la palestra, però alle 8:30, 9 meno un quarto sono iperoperativo. Tanto fino alle 11 non mi risponde nessuno. Per cui, mentre invece secondo me una fiera dovrebbe partire alle 10 per dare la possibilità a qualcuno di andare, o magari anche alle scuole, poi invece apre alle 2 e va avanti fino alle 9. Ora, ieri c'è stata l'inaugurazione, l'apertura per gli addetti ai lavori. Oggi è ancora un po' sottotono perché è venerdì è comunque lavorativo. Domani e dopo ci sarà un buon afflusso perché è sabato e domenica, però c'è un afflusso di curiosi. Per cui tornando a noi, io ho visto quello che ho sempre visto qui, niente di wow, mentre invece uno quando deve portare cose in fiera dovrebbe essere ricordato, e l'ho fatto velocemente, infatti ci ho messo 45 minuti per fare la fiera, ci torno anche domani, perché domani ho degli appuntamenti, però ho degli appuntamenti che potrei tenere qua in galleria, o in galleria appunto a Dubai, oppure potrei invitarli qua, e per correttezza e per anche mia comodità, siccome sono tutti là, mi sposto io. Però non mi sposto certo per vedere qualcosa di nuovo, ecco. Per cui non vorrei essere disfattivo. Il prossimo settimana, il prossimo anno farò anch'io a Dubai, la faccio in modo diversa. Io lavoro in maniera diversa, poi non vuol dire che sia migliore o peggiore, però faccio sempre tesoro di quello che non mi piace, di quello che ho visto che mi piace in giro per tutto il mondo, per cui ho già delle idee di come impostare uno stand, perché sai, impostare uno stand sembra facile, però se tu lo fai uguale a tutti gli altri, per cui standard, non attiri l'attenzione. Ci sono invece dei piccoli escamotage che ti permettono, se tu sei abbastanza esperto di fiere, di attirare l'attenzione.
Attirare l'attenzione significa anche far girare la testa alle persone che poi potenzialmente possono acquistare, e altrimenti rischiano di andare dritti. Perché poi fondamentalmente quelli che sono interessati o quelli gli operatori di settore, rendendosi conto che l'offerta che c'è non è niente di nuovo, sanno già dove andare. Per cui se passano davanti a uno stand nuovo che non gli fa l'effetto wow, vanno dritti. Chiaro. Senti, ma in tutto questo c'è anche un altro tema. Il tema è quello della comunicazione. Allora, sì, tu sai benissimo che a me piace comunicare, infatti noi abbiamo questa collaborazione ormai da anni con Radio Libertà, perché mi piace dialogare, mi piace raccontare che cosa succede, cosa faccio, dove sono, e magari avere una voce, si chiama Radio Libertà, ma libera, perché noi per esempio non abbiamo mai discusso il disquisito sulla politica, proprio perché l'arte secondo me dovrebbe essere avulsa, no? Mentre invece sappiamo benissimo che spesso e volentieri così non è. Io invece sono orgoglioso di avere questo spazio, e questo spazio me lo sto trovando anche qua. A Dubai se non ti racconti non esisti. C'è un problema che qua si raccontano con tanta fuffa, nel senso che siamo sempre lì, c'è poco di concreto e allora c'è tanto da mostrare, da fare show off, facendo finta di essere qualcuno che non sei. Però poi dopo vengono fuori le cose. Qua invece fortunatamente si tratta semplicemente di comunicare realmente quello che sei. Allora ho iniziato questa partnership con questa azienda che si chiama UR Dream Media, che produce podcast, che fa i video, che comunque ha anche un'emittente radiofonica e televisiva. Mi hanno chiesto se volevo ero interessato a dargli delle dritte su determinate cose, e per cui abbiamo deciso che le interviste a tutti gli artisti o a tutto il mondo dell'arte le farò io, come ho sempre fatto. Mi hanno chiesto se posso dargli una mano anche sul lifestyle, e ho detto va bene, anche perché qui io sono il direttore estero di Contempo Arte, che tratta solo arte e fotografia. Sono il direttore di Art Investment, che tratta arte e fotografia e gioielli d'arte e lucro. E sono l'editore di VL Magazine, che ho trasformato in VL Magazine Dubai, per cui per me è importante anche contestualizzare dove siamo, non soltanto parlando di arte, anche perché parlando a 360 gradi di quello che accade qua, ho notato che le persone che mi seguono dall'Italia sono curiose, mi fanno anche delle domande specifiche, perché hanno capito che quello che arriva attraverso quello che raccontiamo, attraverso tutti i giornali, attraverso i magazine, è la vita reale di tutti i giorni, capito? Perché altrimenti la gente è stufa di vedere le solite cose, e forse anche per quello che la stampa in Italia si concentra su l'effimero, perché quello che arriva è l'effimero. Per cui sono stato molto contento che mi abbiano chiesto questa cosa qua, proprio perché ho ancora maggior potenzialità nel poter raccontare, e anche nel poter far raccontare le persone qua, perché poi quando vado a intervistare, essendo io il coproduttore, sono io che decido il format, per cui so che domande fare, so quanto farlo corto, non troppo lungo, per cui si impara sempre, sono sempre molto soddisfatto comunque dei risultati. Ultima cosa, tu sai che io nasco dall'interior, no? Ho fatto per tanto tempo lo designer in Arabia Saudita, l'architetto, lo avevo messo un po' da parte. Adesso invece c'è un corporate, per cui c'è un'azienda molto importante che è arrivata dall'Australia, che sta aprendo qua, che mi ha visto, mi ha osservato e mi ha chiesto se volevo occuparmi della parte dell'interior legato al mondo dell'arte, delle vendite delle case, delle ville, degli appartamenti per cui dando una consulenza su interior e arte. E secondo te cosa ho risposto? Favorevole? Certo. Bene. Assolutamente sì. Bene. Senti, in tutto questo, questa settimana com'è andata nella tua bellissima galleria arboriana? Allora, oggi tra ieri e oggi c'è stato il cambio di guardia, perché allora tu quando importi l'arte, dopo 6 mesi devi riportarla in dogana per rividimarla e rinnovare l'importazione per altri 6 mesi. Per cui, a parte che arrivano i ragazzi, imballano tutto e poi te la riportano lì. Per cui questo però mi ha dato ulteriore spinta per cambiare ancora. Tu sai che io cambio ogni venerdì, no? Infatti stasera c'è la solita festa. Per cui, se tu vedi, mi hanno riportato la roba, sì. Per cui
nel momento in cui mi svuoti no, perché come vedi le pareti sono comunque piene, però è sempre un motivo di analisi. Per cui ho deciso, adesso poi parlando anche con gli storici che seguo, che sono appunto Mariella Rinaldi, piuttosto che Valente Canconi, piuttosto che Marcos, non ho tutto questo tempo per riuscire a seguire tutte le persone che me lo chiedono e sinceramente vorrei anche fare una cernita. Perché? Perché comunque mi piace costruire qualcosa con qualcuno che mi segua e che rispetti il mio lavoro, come io rispetto. Siccome questa parola rispetto non è utilizzata, soprattutto da molti artisti che danno tutto per scontato e chiedono basta e sono pronti né a sacrificarsi e neanche nel seguire i consigli. Io cerco sempre, quando si parla con gli artisti, di non far pagare o di far pagare pochissimo, perché se io faccio le consulenze per le gallerie è un conto, la galleria è un imprenditore e di conseguenza io sono un gallerista, fortunatamente riesco a scrivere i testi per cui sono un curatore, però quando io faccio le consulenze alle gallerie, normalmente le gallerie mi prendono come professionista, di conseguenza perché non dovrei farmi pagare per il mio lavoro, anche perché il mio lavoro a loro serve per vendere. Anche agli artisti serve per vendere, però normalmente il portafoglio degli artisti non è così a fisarmonica, ok? Per cui cerco sempre di selezionare gli artisti che secondo me possono avere un certo tipo di risultato, quantomeno nella divulgazione e nel migliorare la loro proposta sul mercato, e in modo tale poi magari leggo. Allora, quello ho sempre detto, il curatore e il critico dovrebbero essere avulsi dal discorso della vendita, cioè tu li devi pagare come professionisti a prescindere, loro non sono legati alla percentuale su se tu vendi o no, loro aiutano a mettere insieme le cose, a costruire un percorso che poi deve essere venduto dall'art dealer, dall'art advisor, dal gallerista, per cui comunque un curatore, uno che scrive i testi, non è legato, normalmente non si occupa poi della vendita. Per me è diverso perché comunque sono una figura che prende a 360 gradi tutto, per cui sono in grado di poter azzerare questi costi quando me lo posso permettere, per non gravare troppo sugli artisti. Però quando poi questo diventa un dovere, senza ricevere nulla in cambio, neanche un grazie, e allora il mio tempo, io non ho le giornate di 48 ore e di conseguenza voglio dedicarmi alle persone che se lo meritano, artisticamente parlando. Poi che se lo meritano, se sono gentilissimi con me e secondo me non vanno bene o comunque non sono nelle mie corde, possiamo andare a mangiare una pizza assieme, ma questo non ci lavoro, perché non voglio creare delle aspettative che poi dopo non vengono soddisfatte. Però dopo tanti anni di esperienza, bene o male so che cosa posso ottenere da queste persone in termini di visibilità e anche poi più avanti di vendita. Questo per dirti che sto facendo una cernita, perché anche tutte le attività che sto iniziando a fare, che mi propongono come consulenza, sono sempre mirate anche al proporre l'arte, perché fare l'interior di case di alto livello significa che comunque all'interno, quando progetto, inserisco le opere, e ovviamente a meno che non ci sia una richiesta specifica da parte del cliente, cerco di proporre, di portare avanti e di spiegare gli artisti che seguo. Per quello gli artisti che seguo sono di diverse estrazioni, per cui ti ho detto, no, l'artista, cioè l'art toy piuttosto che l'iperrealismo, piuttosto che il figurativo, piuttosto che... Perché? Perché comunque ho un ampio raggio che può soddisfare i gusti del cliente finale. Del cliente finale, soprattutto di quello che si avvicina per la prima volta all'arte, perché se uno è un esperto, un collezionista, e lì lavoro in un'altra maniera, mi fa una domanda precisa, una richiesta precisa, e io sul mercato cerco quello che lui vuole. Ma se devo avvicinare io le persone all'arte attraverso l'arredamento e per cui il posizionamento di opere d'arte all'interno di un attico o di una villa, ovviamente devo capire da loro che cosa piace e allora sono io a proporre. E a quel punto propongo quelli che ho. Bellissimo, bellissimo. Senti, chi è l'artista di questa settimana?
Allora, Dework, ho fatto, 2 giorni fa c'è stata l'inaugurazione, c'è stata una cena molto importante da Leila Ella Gallery, che l'avevo già citata perché è una delle gallerie più grandi in Medio Oriente, ha anche un posizionamento buono su New York, per cui ho incontrato questo armeno siriano che vive a New York. Mi ha molto impressionato perché lavora sui tessuti, sul jeans, ha un'ottima tecnica. Ha fatto anche una mini performance durante la serata, cosa che io adoro sempre perché quando vedo all'opera un artista significa che è capace di fare, perché troppo spesso, e anche adesso quando tornerò in Italia, o mi tagliano le gomme della macchina o mi tagliano le gambe, perché ho intenzione di scoperchiare un po' anche il vaso di Pandora, perché sono stufo di vedere quelli che vengono definiti grandi artisti e poi io so per certo che non fanno lo scultura, ma sono dei grandi scultori che si aiutano con l'intelligenza artificiale, ma è come se fossero i nuovi Picasso. E basta. Per cui io sono contento, invece l'ho sempre chiesto, ma qua a maggior ragione quando vedo un artista all'opera che non ha paura di disegnare davanti alla gente, per cui non ha niente da nascondere, mi si apre il cuore, perché dovrebbe essere, io se fossi un artista capace di disegnare passerei le ore a disegnare davanti alle persone, a spiegare, a raccontare. E qua invece sono tutti a scappare, ma sono tutti a scappare perché? Perché nel momento in cui ti vendi per quello che non sei, quando sei davanti a un pubblico, poi i nodi vengono al pettine. Chiaro, chiaro. Senti, ma in concreto cosa ci sarà la prossima settimana? Cosa stai bollendo? Allora, abbiamo iniziato con una galleria che si chiama The Unique Gallery, che fa gioielli d'autore, gioielli bespoke, per cui su misura, per cui proprio è l'alter ego dell'arte, invece che lavorare sulla tela, si lavora proprio col metallo e con le pietre. E ci siamo trovati molto bene, per cui abbiamo deciso di iniziare a fare una serie di incontri settimanali raccontando l'arte, che saranno pomeridiani, per cui è come se fosse un talk show. E giovedì 21, per esempio, ci sarà il primo fatto al The Birds, che è un ristorante bellissimo al 63esimo piano davanti al Burj Khalifa. Però l'appuntamento è dalle 2 alle 6, in modo anche perché il pomeriggio qua sembra una stupidata, ma ci sono tante persone che si muovono la sera, ma il pomeriggio, soprattutto quando fa caldo, non sanno neanche, cioè sono un po' annoiati, no? Perché non tutti quanti, soprattutto le donne, non è che abbiano tutte quante il lavoro qua, magari hanno il marito che lavora e loro sono. Per cui parlando di gioielli e di arte, in questo caso l'evento si chiamerà Gold Save the Queen. E io racconterò l'importanza della figura iconografica di Elisabetta II, della regina Elisabetta II, appunto, quanto è stata importante per il Novecento e anche per la buona parte di questo secolo, ed è sempre stata presa come punto di riferimento pop, perché a differenza di qualsiasi altro regnante, lei ancora adesso è collezionabile e comunque ha raccontato un'epoca, racconta un'epoca, cosa che suo figlio Carlo non sarà mai, la stessa Lady Diana non ha avuto la stessa potenza, per cui io racconterò l'importanza di che cosa vuol dire essere un'icona, e parlando appunto di quanti artisti hanno preso lei come punto di riferimento. E invece Dalila, che è la founder di Unique Group, nonché titolare di Unique Gallery, racconterà i gioielli della corona. Così facciamo un binomio, raccontando, di volta in volta facciamo delle puntate diverse, però in questo caso raccontiamo sia i gioielli della corona, per cui la preziosità, come sono stati creati, le idee, piuttosto che chi li ha indossati, e in contemporanea invece raccontiamo la protagonista che ha indossato per quasi 100 anni questi gioielli. Molto bene. Senti Ale, io ti voglio ringraziare come ogni venerdì, allora al piacere di ritrovarci presto. Assolutamente, poi magari quando torno a fine mese riesco a fare un salto da te, mi porto anche lui, lui è pericoloso. Lo so, questo fa offerte che non possiamo rifiutare. Lo diciamo perché ci segue via radio, è Marlon Brando nei panni del padrino. Grazie ancora. Esatto. Grazie a te. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.